Ho cercato di gestire la situazione parlando con i banditi perché si mantenessero calmi. Certamente abbiamo avuto molta paura. Poche parole nell'essenzialità di fatti, racconta così Fernando René Cauvilla gli attimi di terrore vissuti durante la rapina armata nella propria villa di Stra, a 2 passi dal centro. L'assalto ieri sera qui nella villa dell'imprenditore del calzaturiero René Cauvilla, erano circa le 20:30 quando i banditi armati hanno scavalcato il muro di cinta della villa settecentesca, a quell'ora senza l'allarme inserito. E il nodo sta proprio qui. Si indaga in particolare su come potessero sapere i malviventi che l'allarme perimetrale non fosse ancora stato inserito, a cominciare dal fatto che venisse temporaneamente disattivato proprio all'ora di cena. A funzionare invece le telecamere poste tutto attorno alla villa. Hanno ripreso i 2 uomini armati con i volti travisati da passamontagna scavalcare il muro di cinta della villa ed entrare in casa, sorprendendo il re del calzaturiero della Riviera del Brenta e delle scarpe gioiello conosciute in tutto il mondo, mentre con la moglie Paola e i domestici si stava cingendo a cenare. I banditi armati di pistola hanno chiesto alla coppia di consegnare i valori custoditi in casa, fuggendo con il bottino composto di gioielli e orologi di pregio, con, si presume, la complicità di un terzo e non si esclude anche un quarto uomo ad attenderli in auto fuori lungo la strada statale. Azione malavitosa durata più di mezz'ora, tra i 40 e i 45 minuti di puro terrore. L'intero paese è oggi sotto shock dopo aver appreso la notizia, con i vicini di casa di rimpettai che si dicono terrorizzati. Più di chiuderci dentro non è che possiamo fare chissà cosa. C'è chi ha possibilità di avere l'allarme, chi invece no, però insomma noi le precauzioni insomma le prendiamo già.